Veneto, solidarietà alla popolazione, la nostra protezione civile pronta a inviare soccorsi, l'ha dichiarato questa mattina il presidente Zaia. Potrebbe essere stata una buca sull'asfalto a causare la morte di Giordano, lo studente 21enne di Milano che correva in sella alla sua moto. La famiglia vuole giustizia. È stato assolto il finanziere 59enne in servizio a Porto Gruaro su cui si indagava per capire se fingesse la malattia in seguito ad un incidente stradale. Il carnevale ha preso il via sabato con lo spettacolo sul Canal Grande, poi la Pantegana domenica, ma non sono mancate le polemiche da parte di chi si aspettava molto di più. Isola di Poveglia, le opposizioni sono sul piede di guerra contro la vendita ai privati e si appellano al comune non si venda un altro pezzo di Venezia. Dal proprio fascicolo sanitario al bollo auto, presentata stamane a Palazzo Balbi l'app Vivi Veneto, che raccoglie 40 funzioni utili ai cittadini finora frammentate tra vari portali. Basket, dopo la sconfitta casalinga con Brindisi, la decisione dell'Umana Reyer di esonerare dopo 13 anni Walter Del Raffaele, il saluto del presidente Casarin. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Dunque questi i titoli dell'edizione, ma apriamo presentandovi subito il sondaggio di questa sera su uno dei temi su cui si dibatte maggiormente in questi giorni, ovvero il 41 bis. La domanda è quella che vedete in sovraimpressione: togliere il 41 bis a Cospito? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 042216266691. Se la vostra risposta è no, il numero è lo 042216266690. La telefonata è gratuita, la esito questa sera nel corso di Ring. Ma a tenere naturalmente le prime pagine dei giornali, dei siti in queste ore è il drammatico terremoto che ha colpito la zona tra Turchia e Siria. Cresce di ora in ora il bilancio, drammatico bilancio delle vittime, e il terremoto è stato in primo piano nella conferenza stampa di questa mattina a Palazzo Balbi del presidente Zaia, che ha detto pronti ad inviare uomini e mezzi. Siamo vicini al popolo turco, lo siamo con il pensiero che è l'unica cosa che possiamo fare adesso, ma una vicinanza che esprimeremo se ci verrà data la possibilità, inviando volontari e mezzi. Il primo pensiero del presidente del Veneto Zaia durante la conferenza stampa di presentazione di una nuova app che racchiude tutti i servizi erogati dalla regione è andato alle popolazioni colpite dalle scosse di terremoto, la prima stanotte di magnitudo 7.8 sulla scala Richter, la seconda stamattina di 7.5 al confine tra Turchia e Siria. Si tratta di uno dei sismi più devastanti degli ultimi anni e il bilancio ancora provvisorio e drammatico: migliaia di vittime, centinaia di dispersi, edifici rasi al suolo. In pochi minuti la terra si è spostata di 3 metri lungo una faglia di 150 chilometri. La scossa di questa notte è stata seguita da un rischio tsunami lungo le coste del Mediterraneo, allarme arrivato anche in Italia e in Veneto. Io stamattina sentivo i nostri tecnici alle 5:30 di stamattina, che li ho sentiti, c'era anche il pericolo tsunami per noi, perché avevamo una previsione di 1 metro d'acqua su Chioggia, Venezia, che poi fortunatamente si è diradato sempre di più, e verso le 7:30 insomma abbiamo chiuso anche questo stato emergenziale. E oggi, a 3 anni esatti dall'inizio delle Olimpiadi invernali del 2026, celebrati con un'alzabandiera in contemporanea dalle piazze di Cortina e Milano, non poteva mancare un'analisi di quelli che saranno gli effetti sui territori. Secondo lo studio universitario, i giochi invernali porteranno 1 miliardo di PIL, al quale si aggiungono tutte le opere, ricorda Zaia. Non posso accettare che si dica che le Olimpiadi non portano a nulla ai territori, perché vuol dire anche non saper fare, il dare e l'avere. E sulle polemiche legate ai costi per la realizzazione della pista da bob, il presidente del Veneto ricorda che l'opera rientra nel dossier olimpico. Le spese che lo Stato, non la Regione del Veneto, che lo Stato sosterrà per il bob saranno 100, 120, adesso non ho ben capito. Anche se li andassimo a detrarre dal miliardo, ne resterebbero ancora 880. Tra i temi affrontati a margine dell'incontro di Palazzo Balbi, naturalmente quello dell'autonomia. È una rivoluzione dopo la Costituzione del 48. Questa è una vera pagina di storia che sarà percepita dai posteri, ha spiegato Zaia. La si finisca di attaccare il progetto dell'autonomia, perché che sia chiaro che chi attacca l'autonomia a questo punto, secondo me, attacca il capo dello Stato.
perché non è incostituzionale, e se non è incostituzionale in democrazia vuol dire, a me non risulta che il Quirinale abbia detto che non dà promulga a questo disegno di legge. La strada regionale 308 ha fatto un'altra vittima, siamo in provincia di Padova, è qui che ha perso la vita un motociclista veneziano di solo 21 anni, caduto mentre era in sella alla sua moto, sembra a causa di una buca sull'asfalto. Al chilometro 5 e 400 della strada regionale 308 tra Bragni di Cadoneghe e Campodarsego sull'asfalto iniziano le buche. È qui che potrebbe avere perso la vita sabato pomeriggio sbalzato dalla sua moto il 21enne di Mirano Giordano Sanginiti, studente di medicina. Ancora una croce lungo la nuova strada del Santo, ma non per uno scontro tra mezzi. Stavolta potrebbe essere stata una buca a far cadere prima sull'asfalto, poi contro il guardrail, il giovane Centauro dalla sua Guzzi. Sul fatto indaga la polizia stradale. La famiglia di Giordano Sanginiti è pronta a presentare un esposto. Vuole chiarezza sulle responsabilità, sulle possibili mancate o tardive manutenzioni del manto stradale della SR 308, dato che un testimone e soccorritore avrebbe detto che il 21enne milanese procedeva nei limiti di velocità e con il casco allacciato. Fino a prima della caduta l'asfalto della strada è regolare, lo ha fatto posare a sue spese, una tantum, il comune di Cadoneghe, anche se la competenza sulla 308 è di Veneto Strade. La mamma di Giuliano Sanginiti ha ribadito come non si possa morire a 21 anni per una buca. La signora, insieme agli altri familiari, avrebbe autorizzato l'espianto degli organi del giovane studente di medicina. È stato assolto il finanziere su cui si è indagato per anni per capire se fingesse la malattia o meno in seguito ad un incidente stradale. Il Tribunale Militare di Verona ha assolto Domiziano Danieli, il maresciallo 59enne ex ufficiale della finanza, salentino d'origine ma residente a Quarto d'Altino, perché il fatto non sussiste. Questo dopo 3 anni di inchiesta, pedinamenti, accertamenti su conti bancari e telefonici che volevano provare che il maresciallo in servizio alla compagnia di Portogruaro aveva simulato malattie per non lavorare ma essere comunque stipendiato. Una truffa secondo la Procura Militare di Verona. Tutto è partito nel 2014 dopo un incidente stradale mentre Danieli era in servizio. Aveva riportato una cervicalgia acuta, vertigini, blocco lombare cervicale. Tutto riconosciuto da certificati medici. Nel 2018 però la finanza, per notificargli un atto, ha appurato che il 59enne non era in casa ma in Puglia e da lì si è scoperto come il suo stile di vita fosse poco compatibile con la malattia denunciata. Per andare fino in fondo, la finanza gli aveva anche imposto una visita medica al comando, ma non si era presentato per impossibilità di muoversi. Ora lo stesso corpo della finanza attende di capire le motivazioni. Voltiamo pagina, il carnevale ha preso il via sabato con lo spettacolo sul Canal Grande, ma non sono mancate le polemiche da chi si aspettava molto di più. Gli annunci dei giorni scorsi sullo spettacolo d'apertura del Carnevale avevano creato aspettative evidentemente troppo alte nei veneziani, molti dei quali non hanno esitato a criticare sui social l'idea della chiatta che navigando sul Canal Grande ha accompagnato lo spettacolo di luci, suoni e colori. Che delusione, si legge. E ancora, una miseria unica dalle 20 alle 21 ed è passata un'unica chiatta, da non credere. A leggere questi e altri commenti si intuisce come per molti lo spettacolo d'apertura di sabato sia stato molto più povero rispetto ai tempi d'oro, quando c'erano i banchetti enogastronomici o lo show su barche lungo il Rio di Canereggio, che costringeva i vigili a recintare le calli e istituire sensi unici pedonali. Proprio quello che in realtà si è voluto evitare con la decisione di un carnevale diffuso, come più volte ribadito ultimamente dal direttore di Vela, la società che ha affidato la regia a Checchetto e che ha aggiunto: quei numeri in passato avevano sollevato non pochi malumori. Quel tipo di iniziativa la proporremo all'Arsenale, garantendo la gratuità ai residenti con 9 serate e 18 repliche. In Canal Grande, conclude Doria, quella formula sarebbe stata dispersiva. Intanto il primo fine settimana del Carnevale ha registrato 30.000 presenze sabato, 45.000 domenica per il corteo della Pantegana. Un
centinaio di barche a remi e oltre 800 vogatori in costume con l'immancabile pantegana in cartapesta lunga 7 metri. Una festa realizzata in collaborazione con il coordinamento delle associazioni remiere di Voga alla Veneta. La nuova possibile vendita di Poveglia approda in Consiglio Comunale a Venezia. Secondo le opposizioni, l'amministrazione dovrebbe favorire le iniziative dei cittadini perché l'isola rimanga ad uso pubblico. Venezia la si sta vendendo a pezzi e dobbiamo assolutamente tutti assieme bloccare questa deriva. Se non viene fermata adesso questa deriva non la fermiamo più. Anche le isole della laguna di Venezia sono state vendute ai privati per farne alberghi e oggi, accerchiata da isole cui si è cambiato persino il nome se non è funzionale ai dépliant pubblicitari, Poveglia è nuovamente al centro di un avviso esplorativo del demanio per un'eventuale concessione o vendita. Forte di 4.500 associati e del sostegno di altre 40 associazioni, Poveglia per tutti ha ricominciato la mobilitazione perché l'isola rimanga ad uso pubblico. L'esperienza di Poveglia per tutti mostra che è possibile mettere in moto un'azione collettiva capace di rappresentare l'interesse della comunità anche facendosene direttamente carico nei limiti possibili di una sottoscrizione pubblica, però non sarebbe male incontrare questa costruzione dal basso, diciamo così, di una riacquisizione, di una riappropriazione di un bene pubblico anche con la partecipazione delle istituzioni. Ed è su questo fronte che i consiglieri di opposizione attaccano la maggioranza. Invece di avere un aiuto concreto e dare una mano ai residenti, anche a non residenti, a creare un qualcosa che serva a tutta la città, il Comune mette paletti e anzi in qualche modo scoraggia questo tipo di operazione, mentre invece a nostro parere bisognerebbe incoraggiarla e anzi dare degli strumenti che aiutino a formulare le proposte in modo anche più strutturato. Presentata a Palazzo Balbi questa mattina un'app, anzi una super app per dialogare con la regione, effettuare pagamenti, visitare i luoghi più belli, consultare il proprio fascicolo sanitario. Una super app creata dalla Regione che si chiama Vivi Veneto e che raccoglie più di 40 servizi digitali della pubblica amministrazione. Si può scaricare gratuitamente e poi basta registrarsi una sola volta con SPID o carta elettronica digitale. A quel punto si può pagare il bollo auto, gestire le targhe per i disabili e nel campo sanitario controllare il proprio fascicolo, scegliere il medico di base e molto altro. All'interno di un'unica super app c'è la possibilità di utilizzarla un giorno per la sanità, ma ad esempio un giorno per vedere cosa c'è di bello da visitare nel Veneto o in futuro pagare il bollo piuttosto che alcuni servizi della Regione. È un percorso, iniziamo, molti sono i servizi che la Regione eroga quotidianamente, cercheremo di farli convertire all'interno di queste app in maniera di semplificare la vita dei veneti. La super app è divisa in 3 sezioni, quella dei servizi amministrativi, dei servizi sanitari, che dovrebbe essere attivata entro giugno, e quella dei servizi turistici. Quello è un contenitore aperto, adesso io spero che anche i miei colleghi assessori di giunta comprendano come alcuni dei servizi che loro stanno già dando possano trovare all'interno di questa nuova app un filo diretto con i propri cittadini e una più veloce informazione. Nell'area turismo infine è possibile informarsi su eventi, spettacoli, scoprire i sentieri pedonali, ciclabili, equestri e quelli dedicati agli sport invernali, ma anche cercare le strutture per programmare le proprie vacanze e trovare notizie sul territorio, sui prodotti locali e sul meteo. Onda positiva per l'economia artigiana nel 2022 con buoni risultati soprattutto dell'export. Il 2023 però rileva CNA presenta alcune incertezze. Per fortuna c'è l'export, possono dire gli artigiani di Venezia e del Veneto. Secondo i dati dell'Osservatorio Economia e Territorio della CNA, le vendite all'estero hanno registrato nel 2022 un più 17% rispetto al 2021, per un più 26% totale sul 2019, da prima della pandemia. Il Covid, ma non solo, ha costretto alla chiusura dalla fine del 19 quasi 5.300 imprese venete, il 2,9%, in particolare nei settori commercio, turismo, manifattura e agricoltura, mentre c'è stata una crescita significativa dei servizi.
Tra gennaio e settembre 2022 il turismo in Veneto ha registrato un incremento del 32% rispetto al 2021, ma siamo ancora leggermente sotto ai dati pre-pandemia, con un 57% in più di stranieri e un meno 5,5% di turisti italiani. La CNA rileva come la mancanza di chiarezza su come evolveranno gli scenari economici sia a livello veneto che nazionale potrebbe portare quest'anno a un fisiologico stallo rispetto all'onda di ripresa del 2022. Che cos'è che chiediamo? Chiediamo sicuramente alla politica di avere una visione strategica di medio-lungo termine, perché la transizione ecologica e digitale che dobbiamo affrontare impone una riorganizzazione delle filiere e queste filiere devono essere riorganizzate dando uno slancio importante anche alla dinamica delle imprese, delle piccole imprese che sono l'ossatura centrale del nostro territorio. Per questo serve una visione d'insieme, non possiamo più ragionare singolarmente, ma dobbiamo ragionare collettivamente. La conferenza dei sindaci del litorale veneto, coordinata dalla sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, è stata ricevuta nei giorni scorsi a Roma dai ministri Santanchè e Salvini. Il presidente di Union Mare, Alessandro Berton, esce dall'incontro soddisfatto per le risposte ricevute. Degli operatori balneari della costa veneziana e veneta per la seconda volta in pochi giorni ha fatto tappa in Parlamento a Roma, incontrando il ministro del turismo Daniela Santanchè e poi il vice premier Matteo Salvini. Molti i temi sul tavolo, su tutta la data delle gare, importi dell'Europa in evidenza pubblica per il rinnovo delle concessioni demaniali delle spiagge. Da Roma il presidente di Union Mare Veneto, Alessandro Berton, lascia trasparire ottimismo. Abbiamo rappresentato con forza le istanze che provengono dal Veneto, che è la regione turistica più importante d'Italia, un territorio estremamente produttivo, leader a livello nazionale in termini di presenze e anche di fatturato e gettito sul territorio. Abbiamo apprezzato le dichiarazioni del Ministro che si è detta volenterosa di assumere un approccio industriale al fenomeno turistico. Gli stessi argomenti ribaditi a Caule pochi giorni fa durante un convegno. Al nostro territorio di ottenere quella considerazione rispetto alle istanze che ogni anno impiegano diverse decine di migliaia di operatori sulla costa. Poi l'incontro con il vice premier Salvini. Confidiamo che questo governo saprà ottenere dall'Europa un slittamento del termine per la scrittura dei decreti attuativi finalizzata all'ottenimento di criteri meritocratici che possano consentire la riassegnazione delle concessioni balneari agli operatori che sin qui si sono distinti e hanno ben operato nella gestione di un bene demaniale pubblico importante come sono le spiagge del Veneto. Concorso della Guardia di Finanza in cerca di nuove leve, servono persone giovani e volenterose e anche donne. C'è tempo fino al 16 febbraio per presentare le domande per entrare nella Guardia di Finanza, che è in cerca di 69 allievi ufficiali. Si tratta quindi di un concorso che è volto all'ammissione nel massimo istituto di formazione della Guardia di Finanza e il bando è possibile consultarlo all'interno del portale concorsi del sito ufficiale della Guardia di Finanza. Siamo sempre alla ricerca di ragazzi volenterosi e con tanta voglia di imparare, ovviamente che vogliano mettere le proprie conoscenze e ovviamente anche la propria vita a servizio dello Stato e della cittadinanza. Nel corpo stanno aumentando anche le presenze femminili, ma restano comunque in minoranza. Il consiglio che mi sento di dare a tutte le ragazze che vogliono tentare i concorsi è che le donne comandanti sono una risorsa preziosissima e che non si tratta assolutamente di un lavoro maschile, quindi come le vecchie esperienze, soprattutto le vecchie credenze dicono, anzi lo spazio per le donne ce n'è, non si tratta di un lavoro maschile come la maggior parte delle persone ha sempre ritenuto. Siamo allo sport, basket, brutte notizie in casa Oro Granata dopo la sconfitta casalinga, con Brindisi la decisione di esonerare dopo 13 anni coach Walter Del Raffaele. 2 scudetti, una Coppa Italia, una FIBA Europe Cup, una partecipazione alla Final Four di Champions League.
13 anni insieme non sono stati sufficienti e la sconfitta casalinga con Brindisi, la quarta consecutiva, ha portato l'Umana Reyer a sollevare dall'incarico Walter De Raffaele. A meno di 24 ore il presidente Orogranata Federico Casarin scrive sul sito della squadra: caro Walter, dopo 13 anni di intensa e proficua collaborazione le nostre strade, professionalmente parlando, giungono a una svolta. Ma la nostra amicizia, si legge, il nostro essere squadra nella squadra non terminerà mai. È impossibile riassumere con poche parole il binomio Reyer-De Raffaele, continua. Per questo mi affido alla tua frase di quel 23 giugno 2017 in occasione del primo scudetto sul palco di Piazza Ferretto. E questo resta. Ti auguro il meglio, questa sarà sempre casa tua con grande stima e affetto, conclude allegando una foto eloquente. Il legame tra la Reyer e De Raffaele è probabilmente unico nel mondo dello sport per longevità. Il coach è arrivato nel 2011, anno della promozione in Serie A, voluto nel suo staff tecnico dall'allora coach Andrea Mazzon, e da suo assistente ha poi seguito Markowski e Recalcati. Proprio l'esonero di quest'ultimo ha portato alla sua promozione come head coach. De Raffaele viene mandato via dopo 403 panchine festeggiate da poco, 242 vittorie e 161 sconfitte. In attesa di conoscere chi sarà il suo sostituto, forse per molti resterà un velo di amarezza. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Venezia, per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader. Bentrovati al meteo. Venti gelidi dalla Russia investono l'Italia. Tempo buono, ma i valori termici crolleranno ovunque. Insomma, inizia una fase di freddo intenso. Il dettaglio di martedì 7 febbraio. Sul Veneto l'alta pressione ci regalerà una giornata ampiamente soleggiata. Il cielo si presenterà sereno e limpido dappertutto. Non sono attese piogge. Venti per lo più moderati dai quadranti orientali. Temperature in sensibile calo, soprattutto nei valori minimi, che saranno sotto zero praticamente ovunque. Massime invece comprese tra i 3 e i 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo con cielo sereno e ottima visibilità. Gelate estese su tutta la regione. Temperature minime intorno ai meno 5 e meno 3 gradi, massime sui 5-6 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole ovunque, cielo sgombro da nubi ovunque. Temperature minime sui meno 4 gradi, massime intorno ai 6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. A Venezia, per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader.